Buonasera a tutti e benvenuti al concerto di Natale della Scuola Media Cosmo. Questa sera, come dice il titolo, è il concerto degli studenti della Scuola Media Cosmo. Salutiamo tutti voi presenti e quelli che ci stanno vedendo, gli amici della Tenda TV, che ci stanno vedendo da casa. Questa sera i ragazzi della Scuola Media Cosmo cantano e suonano per i ragazzi della Porta. Parte quest'idea dal concerto fortemente voluto dal Rotary Club Treviso Piave per raccogliere dei fondi da destinare a questa importante realtà che si occupa dei ragazzi. Proprio per questo noi saremo i giovani che saranno i protagonisti. Siamo noi, le nuove generazioni, a dover imparare ad essere in prima linea, con gli altri e per gli altri. Questo è il messaggio che il Rotary vuole lanciare a tutti noi, mettendosi al nostro fianco per costruire un domani migliore. Adesso lasciamo la parola al sindaco Mirella Baliana. Buonasera a tutti, ringrazio Pietro per la presentazione e innanzitutto ringrazio chi ha voluto e organizzato questo concerto, Rotary Club, e ringrazio soprattutto i protagonisti della serata, voi ragazzi della Scuola Media Cosmo di Vittorio Veneto, grazie veramente per quello che ci offrite, e anche della scuola primaria, mi sembra, no? Ecco. Ringrazio, vedo Maria Grazia Marcon, vero? Grazie veramente per tutto quello che fa. Poi magari ci sono altri professori che, ecco, magari aggiungiamo dopo. E ringrazio veramente anche i colleghi professori, insomma, per il loro impegno e per la dedizione con cui accompagnano la crescita dei nostri figli. Permettetemi anche un grosso ringraziamento all'Associazione La Porta per quello che quotidianamente fa. Stare vicino ai minori è una cosa importante, però allo stesso tempo è una cosa molto delicata, e quindi l'Associazione La Porta lo fa con tanta dedizione, ma lo fa anche con tante competenze, e quindi ringrazio gli operatori, gli educatori, il Consiglio di amministrazione e soprattutto la Presidente Antonella Caldart. E rinnovo insomma questo importante contributo che danno alla nostra comunità, e non voglio togliere altro tempo ai ragazzi. Auguro a tutti un felice e sereno Natale, a voi, alle vostre famiglie e ai vostri cari. Grazie. Adesso diamo la parola al prefetto del Rotary Club Treviso Piave, Roberto Biz. Grazie a tutti. Parlo in rappresentanza del nostro presidente Alberto Zamperoni. Antonella, raggiungici già anche qui, anche tu. Questo è il secondo anno che il Rotary Club Treviso Piave organizza questo concerto, grazie soprattutto all'impegno della Scuola Media Cosmo, che ci è vicina in queste iniziative a fine benefico. Mi sento di dire che questo spesso e volentieri si sente parlare di Rotary, sembra sia una cosa distante. In realtà il Rotary non è altro che un gruppo, sono dei club in tutto il mondo che si occupano di temi di sollecitare tutti enti e la collettività di essere vicini a quelli che sono i problemi e a rendersi parte proattiva della risoluzione dei problemi. La Rotary Foundation, per esempio, si occupa in modo particolare della cura della poliomielite, che noi non sentiamo più, però nel mondo esiste ancora, e per esempio la Rotary Foundation si occupa proprio di questo. Quindi essere proattiva nel stabilire questa connessione fra i giovani e gli altri giovani e stimolare la comunità tutta in temi di carattere sociale per noi è importante. Gianni Rodari diceva una frasetta che faceva tipo del genere, che se ci diamo la mano i miracoli
arriveranno da Natale e dureranno tutto l'anno. Questo solo è una frasetta di Gianni Rodari che è simpatica, ma ci dice che se ognuno di noi si impegna in qualcosa, sicuramente la società migliora. Il Rotary Club crede proprio in questo, nell'impegno civile di ciascuno. Ognuno di noi può fare qualcosa. Questa sera abbiamo questi ragazzi che attraverso la musica e la loro passione trasmettono qualcosa e vogliono trasmetterci qualcosa di importante. Abbiamo la Porta, che è una comunità per noi come Rotary, ma come tutti molto importante, lo ha detto già il sindaco, per l'attività che fa, perché noi dobbiamo ricordarci che non esistono i figli di Serie A e di Serie B, esistono i figli sono di chi li cresce, e quindi la comunità La Porta in certi momenti fa un lavoro molto importante, perché quelli sono il nostro futuro. Io ringrazio ancora una volta la Cosmo, ringrazio la professoressa Clonfero, ringrazio la professoressa Marcon, ringrazio tutti gli altri professori. Un pensiero particolare, visto che è stata organizzatrice, ci ha seguito in questa fase di organizzazione, ma che è in dolce attesa, alla professoressa Stura, che non è qui con noi questa sera, però vorrei mandargli un bel applauso perché è una delle professoresse che ci ha seguito. Grazie. Adesso passiamo la parola ad Antonella Caldart, presidente della Fondazione La Porta ETS. Grazie anche da parte mia, benvenuti, grazie per essere qui con noi questa sera. Ovviamente siamo qui grazie al Rotary Treviso Piave e ringrazio sia Roberto Biz che il presidente Alberto Zamperoni. Grazie alla sindaca per le parole che ha speso a favore della nostra realtà. Noi esistiamo da 40 anni, siamo nati a Sarmede, poi siamo cresciuti qua a Vittorio Veneto, la comunità di Vittorio Veneto, la piccola Resi, dietro la Cadoro, penso che più o meno ormai tutti la conoscano. In questi 40 anni abbiamo accompagnato minori in difficoltà, perché noi ci occupiamo di bambini e bambine e ragazzi e ragazze, comunque minorenni, che siano temporaneamente privi di una famiglia in grado di accompagnarli nella loro crescita. Quindi noi ci occupiamo di questa fase, talvolta molto lunga, di parecchi anni, di questi ragazzi meno fortunati dei nostri, che abbiamo qui questa sera, e in 40 anni ne abbiamo accompagnati verso la maggiore età circa 250. Sono 250 adulti oggi, donne e uomini, io dico sempre liberi, perché sono stati resi capaci di scegliere che futuro dare a se stessi. Nella comunità lavorano 15 educatori professionisti e poi ci siamo noi volontari che facciamo un po' da ponte tra ciò che succede in comunità, essendo minori chiaramente la comunità dobbiamo tenerla protetta, e il mondo esterno. Ecco, non basta essere noi presenti, noi abbiamo bisogno della comunità educante, perché vedete la risposta alla povertà educativa minorile viene dalla collettività, dalla condivisione che una comunità come la nostra questa sera, ma tutti quelli che comunque girano in questa città, nelle nostre zone, e tutto il contributo che può essere dato. Perché è solo se noi adulti ci mettiamo in gioco, a fianco direi, dei nostri ragazzi, non solo dei nostri della Porta, ma chiaramente di tutti i nostri figli e figlie, nipoti e nipotine, maschi e femmine, solo in questo modo, solo accompagnando i bambini, le bambine, i ragazzi verso la maggiore età, lavorando, come è stato ben detto prima da Pietro, non solo per loro, ma anche con loro. Solo in questo modo noi possiamo veramente arrivare ad avere domani degli adulti capaci di scegliere per la propria vita. E guardate che è un investimento che facciamo non solo a favore dei nostri ragazzini e delle nostre ragazzine che si trovano chiaramente ora in una situazione di grande fragilità, ma è un investimento che facciamo su di noi, su tutti noi, perché questi sono bambini e bambine che domani saranno in grado di sapersi comportare, avranno un lavoro, si inseriranno nella nostra società. Viceversa, se fossero abbandonati a se stessi, molto probabilmente prenderebbero una strada sbagliata
e magari diverrebbero anche un peso e un costo per la nostra società. Quindi dobbiamo renderci conto della nostra responsabilità educativa proprio come comunità, e ciascuno di noi può fare la propria parte, perché la nostra porta è sempre aperta, è aperta a idee, a suggerimenti, ad aiuti di tempo, ad aiuti anche economici. Anche questa sera c'è la possibilità di darci un piccolo contributo, in cambio vi diamo questo biscottone che abbiamo impastato insieme ai bambini e alle bambine e che volentieri vi offriamo con il cuore, perché questo possiamo offrirvi, ma credete, il contributo di vario genere di tutti aiuta l'intera società, l'intera comunità a divenire una società e una comunità degna di questo nome. Quindi grazie a tutti per la vostra presenza. Adesso invitiamo per un saluto Monsignor Don Massimo Bazzichetto, parroco dell'unità pastorale Vittorio Veneto Nord. Grazie, grazie. Benvenuto a tutti in questa chiesa. Mi sono chiesto perché questo concerto in chiesa. Non credo sia scontata la cosa, no? In un tempo culturale caratterizzato dalla secolarizzazione, dal disincanto verso la dimensione religiosa, no? Perché in chiesa? Non è che noi preti entriamo nelle scuole tanto facilmente, Bisogna fare domande su domande, mi pare, no? E la scuola viene in chiesa a fare un concerto. Quindi la domanda mi pare che sia pertinente. Uno prima ha risposto, perché il Duomo di Serravalle, specifichiamo, è bello, offre una bella cornice a questo evento e sono d'accordo. E vorrei spendere una parola di gratitudine allora alle persone che curano la bellezza del Duomo. In particolare sono due, Adriano e Giorgio, e credo che meritano un bel applauso perché il lavoro che loro fanno nessuno lo conosce, e va ben oltre le ore che noi possiamo immaginare. Quindi rinnovo il mio benvenuto e buona serata, e che il bene che si intende fare attraverso questo concerto possa portare i suoi frutti e possa tradursi in un ulteriore bene. Bene cresce sempre. Ringraziamo ancora la Scuola Cosmo per aver colto questo messaggio ed un saluto al dirigente scolastico, professor Lucchetta, oggi qui rappresentato dalla professoressa Carminati. Buonasera a tutti, do il benvenuto a tutti a nome del preside Pier Eugenio Lucchetta, ma anche di tutti i docenti della scuola. Far parte di un coro e di un'orchestra richiede attenzione, richiede impegno, e questi ragazzi davvero ce la mettono tutta. È una forte educazione civica, è un prepararli ad essere parte attiva nella società. E lo vogliono essere in particolare questa sera nei confronti di ragazzi come loro, che però sono stati meno fortunati di loro, però hanno il diritto di essere sereni nella vita come lo sono loro. E per questo ringrazio i ragazzi che si sono dati così tanto da fare, ringrazio gli insegnanti, ringrazio i Rotary, ringrazio quelli che hanno organizzato il tutto, perché c'è tanto lavoro dietro, e la parrocchia che ci ha dato i locali. Grazie a tutti.
Cogliamo l'occasione per ringraziare e salutare le collaboratrici del dirigente, appunto Donatella Coane, Sandra Carminati e Cristina Carlette. Un grazie anche di nuovo all'unità pastorale Vittorio Veneto Nord che ci ospita ed in particolare al Comitato Festeggiamenti di Santa Giustina. Un ringraziamento anche agli sponsor Banca Prealpi San Biagio, Ascom Vittorio Veneto e Confartigianato Vittorio Veneto. Diamo dunque adesso spazio alla musica. Il tradizionale concerto di Natale della Scuola Cosmo è diventato negli anni un'occasione per docenti, alunni e genitori di fare festa insieme, attraverso il linguaggio musicale, ma anche a creare un'occasione di scambio e condivisione con voi. Questa sera siamo entusiasti di presentarvi un programma ricco di musiche, per il quale i docenti e gli alunni hanno lavorato duramente. Siamo grati a tutti i nostri studenti per l'impegno e la dedizione e l'amore che hanno profuso in ogni nota e in ogni istante di preparazione per questo concerto, che è una testimonianza della loro crescita artistica e personale. Adesso invitiamo il Cosmo Coro Junior, che è una realtà dedicata agli alunni di classi quarte e quinte delle scuole primarie del nostro istituto. I ragazzi hanno cominciato a prepararsi da circa un mese e pur in così poco tempo ci faranno sentire 3 brani, sotto l'abile guida della professoressa Marcon, accompagnati al pianoforte dal professor Lorenzo Tonon. Il primo brano, Siamo pastori e pastorelli, brano tratto dalla tradizione popolare italiana e conosciuto anche con il titolo Canto dei pastori. Il ritmo è in tempo composto, come era di prassi per le vecchie pastorali, ed è composto da 2 melodie che possono anche essere sovrapposte. Il testo racconta della devozione dei pastori che vanno a visitare il bambino nel presepe. Pastori e pastorelle, adoriamo il Redentor, che oggi è sceso dalle stelle, quale nostro Salvator. I re magi portan gemme, oro, incenso e mirra ancor. Siamo pastori e pastorelle, adoriamo il Redentor, che oggi è sceso dalle stelle, quale nostro Salvator. I re magi portan gemme, oro, incenso e mirra ancor. Siamo pastori e pastorelle, adoriamo il Redentor, che oggi è sceso dalle stelle, quale nostro Salvator. I re magi portan gemme, oro, incenso e mirra ancor. Natale o l'incontro, questo è il secondo brano, che è tratto dalla storia natalizia Viaggio al presepe Natale, ed è un inno all'unione tra le genti, nella serenità del periodo natalizio. Buon ascolto. Natale, un incontro di mani e sorrisi che guardano il cielo, che seguono le stelle, un volo va più ali che aiuta.
Così il mio Natale ha un vero perché. Così il mio Natale ha un vero perché. Natale è un incontro di mani e sorrisi che guardano il cielo, che seguono le stelle, un volo più ali che aiuta anche me. Così il mio Natale ha un vero perché. Così il mio Natale ha un vero perché. Ha un vero perché. Ha un vero perché. Ha un vero perché. Il terzo brano, Quando il Natale viene, il Natale è un canto di gioia. Cosa ci porta il Natale? Che proveniamo da paesi e culture diverse, questo periodo ci porta sempre tanti regali, ma non solo materiali, la serenità e la pace. Il Natale che dedico a te è il Natale più bello per me. Buon ascolto. Quando Natale viene, col vento e con la neve, porta a te, porta a me, tante cose belle, tante cose buone, dolci e caramelle, certo anche il torrone, l'albero lucente, pugnava di gente, tanti pensieri buoni, tanta serenità. Il Natale è un canto di gioia, è una stella che brilla nel cielo. Il Natale ci porta un bel dono, per un po' tutto il mondo è più buono. Il Natale che a tutti auguriamo è un Natale di dolci promesse. Il Natale che dedico a te è il Natale più bello per me. Il Natale che dedico a te è il Natale più bello per me. Grazie al Cosmo Coro Junior. Adesso invitiamo il professor Camarena con il suo coro, che è un pezzo una parte del Cosmo Coro che oggi ci farà ascoltare due brani tipici della tradizione natalizia spagnola. Il primo, Mi burrito sabanero, è una famosa canzone natalizia venezuelana, scritta da Hugo Blanco nel 1972. Racconta la storia di un piccolo asino che, durante il Natale, si dirige verso Betlemme per portare i doni a Gesù bambino. La canzone evoca un'atmosfera di festa e di gioia, con immagini tipiche delle tradizioni latinoamericane. Il termine burrito sabanero si riferisce all'asino che proviene dalla Sabana, una regione della pianura venezuelana,
dando alla canzone un legame profondo con la cultura locale. La canzone celebra la semplicità del Natale e l'importanza della comunità e il calore delle tradizioni popolari. Buon ascolto. Il secondo brano, Il Reno Rodolfo, è una canzone che racconta la storia di una renna di Natale che ha il naso rosso e luminoso, ma che inizialmente viene presa in giro dagli altri. Nonostante l'emarginazione, Rodolfo dimostra che la sua diversità è una forza. Quando Babbo Natale ha bisogno di aiuto per guidare la sua slitta nella notte buia, è proprio Rodolfo, con il suo naso brillante, a salvare la situazione. Questa canzone è la versione spagnola di Rudolph the Red-Nosed Reindeer, scritta nel 1939 dall'autore statunitense Johnny Marks e fu adattata in spagnolo negli anni 50. La storia di Rodolfo ci insegna una lezione importante. Le differenze non devono mai essere motivo di esclusione, ma anzi devono essere valorizzate. Il messaggio di questa canzone è potente e attuale. Anche chi sembra diverso o viene escluso, come Rodolfo, può fare queste cose straordinarie e avere un grande impatto sugli altri. In una vita quotidiana, questa canzone ci invita a riflettere sull'importanza di rispettare gli altri senza giudicare e senza far sentire nessuno emarginato.
E Reno Rodolfo ci ricorda che, come nella scuola e nella vita, ogni persona ha un valore unico e che solo attraverso il rispetto reciproco possiamo creare un ambiente positivo e inclusivo per tutti. Buon ascolto. Ringraziamo ancora il professor Camarena e entriamo ora nella seconda parte dello spettacolo. Chiedo al Cosmo Coro di posizionarsi e intanto vorrei parlarvi di questa iniziativa. Il Coro della Cosmo, sostenuto anche dagli sforzi dell'Istituto, è dal 2022 elemento iconico della scuola, grazie alla direzione della professoressa Maria Grazia Marcon, che alla Cosmo insegna educazione musicale. È composto da circa 40 elementi e ne fa parte anche un ex alunno, Matteo Bertolo. Ascolteremo ora questi due brani.
Il primo è Oh When They Say I Wanna Sing Swing Low ed è uno spiritual. I canti spiritual e i gospel sono ormai entrati nella nostra tradizione musicale, soprattutto per il loro ritmo e per la loro melodia, che dopo averli ascoltati ci frullano costantemente in testa. Ma si possono combinare tra loro? Come? Il Cosmo Coro vi farà sentire come, in un singolo brano, ce ne possano coesistere addirittura 3 nello stesso momento. Buon ascolto. Il secondo brano che ascolteremo è Christmas Canon, basato sul famosissimo canone di Pachelbel, in una versione con accompagnamento di pianoforte e violino. Al pianoforte il professor Lorenzo Tonon e al violino un ex alunno della scuola media Cosmo, Tobia Darè, alunno della professoressa Lucia Clonfero.
Adesso invitiamo a dare un saluto il professor Camarena. Buonasera a tutti. Sarò breve, ma io stasera mi hanno dato un compito, è di portare un ringraziamento che arriva dalla Spagna, anzi dalla mia amata Valencia. E sapete che il 29 ottobre di quest'anno la parte sud della città di Valencia è stata devastata da una dana, ha fatto danni tantissimi, persone che non ci saranno più. E subito da quando è successo questo mi hanno chiesto: Juan, come possiamo aiutare, ci piacerebbe aiutare, contribuire. E pensandoci ho detto: io che appartengo al mondo della scuola, un modo potrebbe essere la scuola che aiuta la scuola. Conosco una scuola dove lavora mia cugina, il suo 50 anniversario della scuola, ed è stata devastata. Quindi ho subito contattato il nostro dirigente scolastico per chiedere velocemente di poter usare i canali ufficiali della scuola, istituzionali, per diffondere questa iniziativa, dove ho messo volentieri la faccia, avevo delle garanzie che le donazioni sarebbero arrivate, e poi famiglie che hanno aiutato diffondendo, partecipando, e quindi arrivano i ringraziamenti dalla Spagna. Dall'Italia in pochissimo tempo sono arrivati più di 800 euro che sono già stati destinati a ripristinare tutto il cortile della scuola, e quindi ci ringraziano. A nome di tutta la comunità di Sedaví, è un piccolo paesino della zona sud di Valencia, e in particolare della nostra scuola CEIP San Clemente de Sedaví e della sua AMPA, Comitato dei Genitori, desideriamo esprimere la nostra più sincera gratitudine per la generosa donazione che ci avete inviato. La recente dana che ha colpito con terribile violenza la nostra provincia ha lasciato un segno profondo sulla nostra popolazione e su tutte le nostre scuole. In questi momenti di difficoltà la vostra solidarietà e il vostro sostegno rappresentano un raggio di speranza e ci ricordano che non siamo soli in questa lotta. Grazie alla vostra donazione potremo iniziare il recupero e la riabilitazione della nostra scuola, offrendo ai nostri ragazzi e ragazze uno spazio sicuro e adeguato per la loro educazione. Il vostro gesto non ci aiuta solo materialmente, ma ci rafforza anche emotivamente, sapendo di poter contare su persone così generose e impegnate. Dal profondo del nostro cuore vi inviamo un abbraccio pieno di gratitudine e affetto. Il vostro aiuto è un faro di luce in questi tempi bui e ricorderemo sempre il vostro sostegno con profonda riconoscenza. Con tutto il nostro affetto, buon Natale, CEIP San Clemente de Sedaví e la sua AMPA, Comitato dei Genitori. Grazie. Adesso è arrivato il momento dell'orchestra al completo. L'orchestra è un fiore all'occhiello del nostro istituto e è il momento che concretizza lo spirito e l'impegno continuamente profuso nell'indirizzo musicale. La Cosmo Orchestra conta circa una cinquantina di elementi e insieme al Cosmo Coro questa sera ci farà ascoltare una serie di brani celebrativi che ci conducono nel pieno dello spirito natalizio. Anche quest'anno in orchestra sono presenti, oltre agli alunni dell'indirizzo musicale, anche alcuni alunni al flauto dolce e alle percussioni, preparati rispettivamente dai professor Walter Vitale e Ivan Segat attraverso specifici laboratori pomeridiani. Collaborano con l'orchestra anche degli ex alunni dell'indirizzo musicale: Francesco Darè alle percussioni, Ancilla Dadalt al basso elettrico, Lena Rudella basso elettrico e chitarra, Alice De Vecchi chitarra, Tobia Darè, Martina Buffo, Domenico Stefan, Anna Spinato, Esther Giamona violini, Maset Giulia della Colletta Angelica, Rapone Delia, Palomino De Conti Aitana, e Abriani Emma e Olivia Biral Manuel ai clarinetti.
Suonano in orchestra anche i professori Monica Bortanzon al pianoforte, Dario Zande Giacomo al clarinetto e Lorenzo Tonon alla chitarra. L'orchestra e il coro sono diretti simultaneamente dalle professoresse Lucia Clonfero e Maria Grazia Marcon. Il primo brano, Hark, The Herald Angels Sing, è un celebre canto natalizio tradizionale derivato dalla poesia per il giorno di Natale, scritta dal pastore e poeta inglese Charles Wesley nel 1739 ed è più volte rimaneggiata nei secoli da successivi vari autori. La melodia, successiva al testo poetico, è scritta da Felix Mendelssohn nel 1840. Fino all'età vittoriana fu uno dei rari canti natalizi ad essere approvato e ammesso nelle liturgie della Chiesa inglese. Il testo parla dell'annuncio degli angeli della nascita di Gesù.
Il secondo brano che vi faremo ascoltare è Il Aîné le Divin Enfant, un tradizionale canto natalizio francese della fine del XIX secolo. Il testo parla della nascita di Gesù e di come questo avvenimento fosse atteso da ben 4.000 anni, cioè da quando i profeti lo avevano annunciato. Cita inoltre la partenza dei re magi, definiti i gran re dell'Oriente. Buon ascolto. Il terzo brano che ascolterete è Little Drummer Boy, il piccolo tamburino. È una celebre canzone natalizia statunitense scritta nel 1941 dalla compositrice Catherine Carlton David con il titolo The Carol of the Drum, il titolo con cui è anche conosciuta. Nella canzone il rincorrente rum pum 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 simula il suono di un tamburo. Il testo è di un contenuto religioso e leggendario allo stesso tempo. Parla di un ragazzo che, impossibilitato a portare un dono al bambino Gesù, inizia a suonare il tamburo in suo onore, con l'approvazione di Maria.
passiamo ad uno dei più celebri canti di Natale al mondo, Stille Nacht, un brano di origine austriaca tradotto in più di 300 lingue e dialetti. In italiano la canzone è nota con il titolo di Astro del Ciel, con un testo differente. Il testo originale di Stille Nacht fu scritto nel 1816 dal sacerdote salisburghese Joseph Mohr, che il 24 dicembre del 1918 chiese al compositore Franz Gruber di musicare il brano per sole 2 voci soliste, coro e chitarra. Pare che il motivo della richiesta fosse un guasto all'organo della chiesa non ribalabili in tempi brevi. La prima esecuzione pubblica avvenne la stessa notte della vigilia di Natale nel 1818, durante la messa nella chiesa di San Nicola ad Oberdorf. Il brano venne eseguito dai suoi 2 autori, con Mohr, che cantava la parte del tenore e accompagnava con la chitarra Gruber, che cantava la parte del basso. La Cosmo Orchestra presenterà la versione fedele all'originale e di seguito una versione più orchestrata e moderna.
Il prossimo brano è African Noel, il brano di Johnny Wilson. Si basa su una canzone popolare liberiana chiamata Banua. Le parole del testo originale significano "Non piangere bambina, non piangere". Buon ascolto. Adesso cambiamo proprio genere. Diamo nuovo spazio a un brano dalle atmosfere più delicate, A Natale puoi. È un brano nato come un jingle pubblicitario di un noto prodotto dolciario. Il compositore Francesco Vitaloni si è ispirato a Genesis e ai Beatles per la parte musicale, evitando comunque sempre di inserire nel testo il nome del prodotto o del marchio. Per cui lo stesso autore, in un'intervista, dice che la gente ha pensato che la canzone preesistesse, senza essere esclusivamente legata alla pubblicità. Fai quello che non puoi fare.
Carol of the Bells è il penultimo brano in scaletta per questa sera. Conosciuta anche come Ukrainian Bell Carol, è una celebre canzone natalizia scritta nel 1936 dal compositore statunitense Peter Wikowski ed è basata su un canto natalizio del compositore ucraino Mykola Lentovich, intitolato Canto di Capodanno. In Ucraina il canto è tradizionalmente cantato la sera del 13 gennaio, la vigilia del Capodanno secondo il calendario giuliano. La principale caratteristica è il canto ostinato, di un disegno ripetitivo di 4 note che attraversano l'intero brano. Il testo parla della gioia nell'aspettare il momento tanto atteso e nell'ascoltare il suono delle campane il giorno di Natale. Il testo ucraino invece non parla del periodo natalizio, fa invece riferimento al vecchio Capodanno che si svolgeva in primavera e parla di una rondine che va a far visita ad una famiglia contadina, augurando un anno prospero. La versione proposta questa sera è quella del coro giovanile inglese, Libera. Hark on the bells, swing to the bells.
Concludiamo il nostro concerto con un brano riadattato in chiave pop jazz. Now Rock Ye Rested Gentlemen, rivisitazione del noto God Rest Ye Merry Gentlemen, traducibile come Dio vi renda felici signori. Si tratta di una tradizione carola di Natale inglese, originata probabilmente intorno al XV-XVI secolo. Il testo, che ha numerose varianti, parla della nascita di Gesù ed invita le persone a lasciarsi trasportare dalla gioia che deriva da questo avvenimento. Buon ascolto. Cosa
Ahimè, siamo arrivati alla conclusione di questo concerto. Ci pare doveroso ricordare e di ringraziare per la preziosa opportunità Rotary Club Treviso Piave, la Fondazione Porta ETS, gli sponsor dell'evento, Banca Prealpi San Biagio, Ascom di Vittorio Veneto e Confartigianato di Vittorio Veneto. Prima di lasciare spazio ad un eventuale bis, vorrei ringraziare ancora gli alunni che hanno partecipato a questo concerto e che si sono impegnati molto nelle prove e nello studio a casa. Voi, le famiglie delle ragazze e dei ragazzi che hanno preso parte alla serata e che supportate i vostri figli nella realizzazione di un percorso impegnativo, ma che dà grandi soddisfazioni. Il dirigente scolastico Pier Eugenio Lucchetta e tutto lo staff dell'Istituto Comprensivo, la famiglia Stefan che ha messo a disposizione il mezzo di trasporto per tutta l'attrezzatura e gli strumenti utili al concerto, la parrocchia del Duomo di Serravalle che ha messo a disposizione gli spazi, Matteo Marchioni, tecnico audio per l'amplificazione, ed infine i docenti del Dipartimento Musicale. Qua io farei un grandissimo applauso. Lucia Clonfero al violino, Dario Zandegiacomo al clarinetto, Francesca Stura e Lorenzo Tonon chitarre e accompagnamento pianistico, Monica Bortanzon pianoforte, Maria Grazia Marcò musica e coro, Walter Vitale musica e flauto dolce e Ivan Segat percussioni. Adesso Antonella Caldart consegnerà un riconoscimento a coloro che hanno organizzato, ragazzi, docenti e organizzazione. Grazie. Vi ricordate cosa è stato detto prima a proposito della renna? Quella col naso rosso che era un po' emarginata, eppur alla fine è stata fatta parte del gruppo per la consegna dei regali. Ecco, io a nome di tutti noi volontari della Fondazione La Porta voglio lasciare un piccolo dono, il nostro biscottone ad alcuni di voi. Ragazzi, voi ce l'hanno i vostri genitori, quindi ce n'è per tutti. E voglio però leggere, insieme al biscottone lasciamo questo che è il nostro biglietto di auguri, che riporta questa frase che mi piace leggere questa sera e che si sposa perfettamente a quanto è stato detto prima. Recita così: un tulipano non combatte per impressionare nessuno, non combatte per essere diverso da una rosa, non ne ha bisogno perché è diverso e c'è spazio nel giardino per ogni fiore. Questi sono i nostri ragazzi, tanti fiori nel nostro giardino. Ringrazio quindi le due direttrici, a voi, dov'è Maria Grazia? Maria Grazia e la professoressa Lucia con un cognome difficilissimo. C'è il nome qua? Ecco qua, per la professoressa direttrice. Maria Grazia, se arrivi, grazie. Poi ringrazio ovviamente il presidente del Rotary, Alberto Zamperoni. Grazie Alberto per la vostra generosità, grazie, ecco qua. Grazie al prefetto Roberto Viz, magnifico organizzatore. O anche per il profe de español. ¿Dónde está el profe? ¿Dónde está el profe? Lo lascio alla professoressa. C'è il profe? Tieni, Dani. Ok, lo lasciamo a qualcuno della scuola e ringrazio ovviamente Don Massimo, ecco qua, grazie Don Massimo per l'ospitalità in questa bellissima chiesa e la sindaca di Vittorio Veneto che ci ha onorato anche questa sera della sua presenza. Un biscottone ovviamente anche per la vicepreside.
Grazie a tutti ancora e buona sera e buon Natale soprattutto. Grazie Pietro. Adesso vogliamo dare spazio a un bis eventuale, però al mio 3 dite se volete il bis o no. 1, 2, 3. Direi sì bis. Ringraziamo ancora tutti, specialmente gli amici della Tenda TV e buona serata a tutti.